Euroregione News. Ripristiniamo le province prima che se ne accorgano? La regione Friuli Venezia Giulia è da sempre dimenticata, se non sconosciuta, da buona parte dei cittadini italiani. Il governatore Massimiliano Fedriga, dopo averlo ripetuto in ogni occasione durante la campagna elettorale, ha confermato ora la sua intenzione di coinvolgere il più possibile i corregionali nelle decisioni da prendere. Sulle province ho detto con chiarezza che dobbiamo ricreare degli enti di area vasta che abbiano competenze, anzi più competenze di prima, e per questo le ho chiamate o cantoni o province speciali, perché la regione deve diventare un ente programmatore, un ente legislativo, ma la parte amministrativa deve passare al territorio. La regione si occuperà soltanto dei grandi interessi regionali, ma il territorio è quello che ha contatto con i cittadini e con le comunità che deve gestirli. Quanti saranno? Ci confronteremo con i cittadini, non vogliamo fare l'errore fatto in passato, ovvero di imporre una scelta dall'alto. Vogliamo prima confrontarci con la gente e col territorio per decidere quali confini dare a questi enti di area vasta. Ho però due certezze: il primo, che questi confini dovranno rappresentare le diverse identità che esistono nella nostra regione, perché sono un valore aggiunto e devono essere rappresentate anche istituzionalmente. In secondo luogo, vorrei che chi rappresenta questi enti di area vasta sia eletto dai cittadini, perché chi governa la cosa pubblica, chi gestisce i servizi, chi gestisce i soldi che i cittadini versano con il loro sudore, la loro fatica e il loro lavoro, deve essere scelto dai cittadini e mandato a casa dai cittadini se governa male. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.